Bene, credo che possiamo passare al momento conclusivo di questo nostro incontro con la relazione che ci attende. Professor Hoffman, grazie. Devo io presentare al professore Michel Hockman, è un grande piacere perché Michel Hockman è un grande professore, dunque è un grande onore di presentare un uomo che veramente fa onore alla Francia e alla storia dell'arte. Michel Hockman è direttore degli studi all'EPHE, l'École pratique des hautes études, e è stato direttore della storia dell'arte alla Villa Medici. Dunque questa relazione di amore, diciamo, di amicizia con l'Italia l'ha avuto da anni, da tanti anni. E adesso sta a punto di finire o ha già finito? Vabbè, ha già finito. sta fra poco nelle buone librerie il suo libro consacrato alla... vabbè, lo dirà lui perché lo sa meglio di io, però più o meno sulla pittura a Venezia nel Cinquecento, che è veramente il suo soggetto da anni. E dunque un grande onore, un grande piacere, perché Michel Hockman è un grande professore, però anche un uomo molto simpatico. E dunque veramente penso che fra poco sentiremo delle cose bellissime e che la storia dell'arte e la relazione tra Venezia e la Francia una volta di più sarà agrandie. Grazie Sofì per questa presentazione e ringrazio anche molto l'Istituto e l'École du Louvre di farmi l'onore di lasciarmi concludere questo bellissimo seminario che di fatti è una grande occasione di collaborazione tra la Francia e Venezia. Come l'ha detto Sofì, questa conferenza nasce in parte dal fatto che sto per pubblicare fra qualche mese un libro dedicato appunto alla storia della tecnica dei pittori veneziani del Rinascimento, il titolo sarà Colorito, la tecnica dei pittori veneziani del Rinascimento. È un po' qualche punto di questa opera che vorrei presentarvi per questa occasione. Quindi spero che il PowerPoint funzioni, sì, tutto bene. La tecnica dei pittori veneziani del Cinquecento difatti è una specie di mito che ha affascinato da sempre gli artisti e gli amanti della pittura. Già durante il Settecento si è cercato di ricrearla e di ritrovare quello che era considerato allora come un segreto perduto. Nel 1795 la copia di un manuale, di un manoscritto che era supposto datare del Rinascimento e contenere i cosiddetti segreti di Tiziano, fu proposta ai membri della Royal Academy di Londra da un certo Thomas Provis e da sua figlia. I procedimenti descritti in questo manoscritto sembrano essere stati l'uso dell'olio di lino, quello di preparazioni scure e assorbenti e di un colore d'ombra composto di quantità uguali di lacca, di indigo o di blu di Prussia con nero d'avorio. Siccome, e penso che lo sapete, il blu di Prussia fu inventato solo nel Settecento, la formula di Miss Provis era ovviamente un falso. Ma i membri della Royal Academy ne furono ingannati, a cominciare dal suo direttore, Benjamin West. Una serie di quadri fu anche dipinta per sperimentare queste ricette, che furono presentate in occasione, e questi quadri furono presentati in occasione di una mostra. Tuttavia, la truffa fu molto presto denunciata e i membri della Royal Academy furono oggetto di scherni e di caricature che li
li ridicolizzavano. E vi faccio vedere qui una di queste caricature tra le più famose, dove si vede appunto Miss Provis che sta dipingendo con la ricetta di Tiziano, e vedete anche il suo padre che se ne va con i soldi che ha guadagnato con questo affare, mentre sotto ci sono tutti i membri della Royal Academy che tentano di applicare la ricetta. Questo affare è solo un episodio della lunga ricerca intrapresa in quegli anni e dopo, durante 2 secoli, per ricreare una tecnica che pareva un punto culminante nella storia della pittura a olio. I fabbricanti di colori, in particolare, cominciarono a vendere diversi prodotti che dovevano garantire agli artisti le qualità della fattura dei maestri del passato. Durante tutti questi anni, numerosi libri furono anche pubblicati sulla storia della pittura a olio, quello di Charles Locke Eastlake, molto famoso, Materials for History of Oil Painting, uscito in 2 volumi, il primo nel 1847 e il secondo nel 1869, o i manoscritti inediti che furono pubblicati da Mary Merrifield nei suoi Original Treatises dating from the 12th to the 18th centuries on the Arts of Painting, pubblicati nel 1849, che dedicavano una parte molto importante alla pittura veneziana. Le indagini si prolungarono fino all'inizio del Novecento. Anche in Germania, con le ricerche di Max Dörner e il suo libro fondamentale sui materiali della pittura e il loro uso, pubblicato nel 1921. Tuttavia, queste ricerche sono state profondamente rinnovate grazie alle indagini scientifiche che si sono moltiplicate negli ultimi decenni, in occasione di diversi restauri e dimostre, e ne avete visto o sentito diversi esempi, ma anche di progetti più ampi, come quello del Kunsthistorisches Museum di Vienna, riguardante le pitture veneziane delle sue collezioni, tra le più belle del mondo, come sapete, oppure quello del Prado, il progetto di ricerca del Prado, a proposito della sua splendida collezione di opere di Tiziano. I metodi si sono anche diversificati e perfezionati. Le riflettografie infrarosso ci rivelano il disegno soggiacente e possiamo anche avere informazioni sulla natura dei pigmenti senza dover sempre procedere a dei prelievi, sempre difficili come potete immaginare, con diversi tipi di spettrometria. Ma anche le ricerche d'archivio sono state utili. Oggi si conosce meglio il commercio dei pigmenti a Venezia, che era probabilmente il centro più importante per questo tipo di attività durante il Cinquecento. Vorrei dunque fare il punto con voi di una parte di queste nuove scoperte e di come hanno cambiato quello che credevamo di sapere sulla tecnica dei pittori veneziani. Comincerò quindi col disegno. La riflettografia infrarosso ha profondamente modificato le nostre conoscenze sull'uso del disegno a Venezia. Per un lungo tempo gli storici sono stati influenzati dai luoghi comuni diffusi da Giorgio Vasari nelle sue vite. Difatti, come sapete, è lui che fece nascere veramente l'opposizione fondamentale tra il colore veneziano e il disegno fiorentino. L'inizio della sua biografia di Tiziano è molto famoso da questo punto di vista. Vasari vi affermava che Giorgione, e lo cito, teneva per fermo che il dipingere solo con i colori stessi, senza altro studio di disegnare in carta, fosse il vero e miglior modo di fare ed il vero disegno. Ma Giorgione quindi non si accorgeva che egli è necessario disegno. Molti hanno dato di questo passaggio un'interpretazione radicale e hanno anche supposto che Giorgione dipingeva letteralmente con i soli colori senza disegnare, cioè senza neanche disegnare sul supporto che sia una tela o un pannello. E per questo motivo che le prime riflettografie di opere di Giorgione, che furono pubblicate da Charles Hope e da Jan van Asperen de Boer nel 1991, fecero scalpore, in quanto rivelavano un disegno sottostante,
talvolta estremamente finito, per esempio nel viso dell'uomo col turbante dei tre filosofi, è quello che vi faccio vedere qui, dove vedete benissimo che il contorno è chiaramente e precisamente delineato anche con dei tratteggi che indicano il modellato. Vedete bene questi tratteggi, immagino sulla fronte dell'uomo. Cominciamo così a capire molto meglio il modo con il quale gli artisti di Venezia preparavano il loro lavoro anche sulla carta, al contrario di quello che dice Vasari. Le riflettografie, ma anche il paragone preciso tra diverse immagini che permette il computer, ci hanno permesso di vedere in particolare l'uso che si faceva di varie forme di spolveri e di calchi per riprodurre le invenzioni del maestro nella bottega dei pittori veneziane, in particolare in quella di Giovanni Bellini. Così, paragonando i contorni di tre Madonne col bambino derivanti da un'invenzione del Bellini, quelle di Maastricht, firmata da Pasqualino Veneto, del Nelson Atkins Museum di Kansas City e della National Gallery of Art di Washington, si è potuto vedere che questi contorni sono quasi identici. Vedete qui l'immagine dedotta col computer, il che prova appunto che c'è stata l'uso in tutti questi quadri di una forma di cartone. D'altronde, la riflettografia del quadro di Maastricht, che vi faccio qui vedere, ha rivelato dei puntini, non so se li vedete, penso di sì, sul bordo inferiore dell'occhio a destra, che confermano che l'artista si servì in quell'occasione di uno spolvero. L'uso del disegno a fine di riproduzione era quindi un dato acquisito già nel 400 a Venezia e si prolungò durante tutto il Cinquecento, molto fluido. Il disegno sottostante può difatti talvolta attraversare il supporto tessile. Uno di questi disegni sottostanti, e lo vedete, si trovava dietro la Diana e Callisto del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Questo è il quadro e questo è il disegno che è comparso sul retro della tela. Una versione di bottega del famoso quadro Oggi a Londra e Edimburgo che Tiziano aveva dipinto per Filippo II. Ora, il disegno soggiacente di Vienna, che vi faccio vedere qui di nuovo a destra, ha esattamente gli stessi contorni della prima versione del quadro, quella originale, che fu eseguita per Filippo II, e questi contorni sono stati riportati sul supporto mediante l'utilizzo di una specie di calco. Difatti il disegno sembra inciso, il che è tipico di questo tipo di trasporto. E penso che vedete bene che il disegno riflette esattamente la composizione del quadro originale, quello per Filippo II. Poi lo stesso disegno quindi è servito per la seconda versione, quella del Kunsthistorisches Museum, dove sono stati introdotti vari cambiamenti e vi faccio notare per esempio che, scusate, devo andare indietro, che per esempio un cambiamento nel disegno sottostante di Vienna a destra, il braccio di Diana ha esattamente la stessa posizione che nella versione originale, cioè si poggia sulla la ninfa che si trova accanto a lei. Vedete? E la fontana è una specie di grande cubo con un putto sopra, esattamente come nella versione originale, mentre la figura di Callisto, che si trova quindi sulla destra del disegno soggiacente e sulla sinistra della composizione originale, alza il braccio. Vedete? Quindi sono esattamente identici. Mentre vediamo adesso la versione di Vienna, che è dipinta sopra questo disegno sottostante, vedete che il braccio di Diana adesso è alzato perché tiene una specie di freccia,
e la figura di Callisto, invece di essere la figura quella che assiste Callisto, scusatemi, invece di essere alzata con il braccio così, adesso si inchina verso Callisto, quindi c'è stato un cambiamento che è stato introdotto, mentre la fontana ha anche completamente cambiato forma. Quindi cosa ha fatto Tiziano? Cosa ha fatto la sua bottega? Ha riportato esattamente i contorni della versione originale, poi sono stati introdotti vari cambiamenti. E questa pratica, questo uso dei cartoni si ritrova anche in altre botteghe del tempo, come in quella di Jacopo Bassano e dei suoi figli. Roger Rarick ha tentato di dimostrare come Jacopo Bassano aveva costituito dalla fine degli anni 60 in poi una vera biblioteca di disegni alla quale i suoi figli potevano poi attingere per assisterlo nel suo lavoro e riprodurre le sue invenzioni. Questi disegni figurano nel suo testamento di Jacopo Bassano e di nuovo nell'inventario di suo figlio Gerolamo, pubblicato recentemente da Stefania Mason, che menziona per esempio 24 pezzi, e lo cito, de dessegni in carta de man del condamser Giacomo, e più avanti 24 pezzi de dessegni de man del signor Francesco, del signor Gerolamo Bassano naturalmente ed altri. Secondo Roger Rarick, Jacopo disegnava a questo fine di riproduzione dei ricordi delle sue opere. Una polemica ha opposto su questo punto Roger Rarick a Alessandro Ballarin, che vedeva piuttosto in questi fogli dei disegni preparatori e non dei ricordi. Il disegno in rapporto alla pala di Sant'Eleuterio dell'Accademia di Venezia, questo disegno che si trova oggi al Museo Fabre di Montpellier, era così un ricordo a posteriori per Rarick, a fini di riproduzioni quindi, mentre secondo Alessandro Ballarin quel foglio aveva, lo cito, una sicurezza di impianto e una spontaneità di esecuzione che da sole escludevano che si trattava di un ricordo della pala. Anche qui, le recenti ricerche di uno giovane storico francese che si chiama Éric Palliano hanno dato un contributo importante per risolvere questa disputa. Difatti, il disegno di Montpellier è uno spolvero, il che nessuno aveva notato prima, come lo dimostrano, e penso che li vedete sullo schermo, accanto al naso e all'occhio, i piccoli buchi tipici di questa forma di trasporto. Fu dunque questo disegno difatti usato per un qualche tipo di riproduzione, anche se non si tratta proprio di un cartone per un dipinto, il che sembra confermare piuttosto le idee sviluppate da Rarick. D'altronde, già alla fine del Seicento, il pittore Giovanni Battista Volpato si ricordava di aver visto presso un suo maestro, e lo cito, mezza una cassa de lucidi, cioè di cartoni dei figli del Bassano tratti dalle opere del padre, che in tal guisa, ritoccate da maestri, corrono come sue, il che conferma l'impiego di diverse forme di calchi nella bottega di Jacopo da Ponte. Il disegno però non era naturalmente usato solo per la riproduzione, ma anche per preparare il lavoro del pittore. Siccome per molti artisti veneziani rimangono pochi dei loro disegni, e sapete che per Giorgione, per esempio, c'è un solo disegno che gli viene attribuito con una quasi certezza, cioè il Pastorello di Rotterdam, si è spesso continuato a ripetere ancora una volta quello che diceva Vasari e ad affermare che i veneziani non attribuivano al disegno il ruolo fondamentale che gli conferivano i fiorentini o gli artisti dell'Italia centrale. Però le riflettografie rivelano che la realtà è molto più complessa e che le differenze tra l'Italia centrale e Venezia sono molto più sottili di quello che affermava Vasari. Dimostrano anche che il materiale grafico che rimane di un pittore può essere molto lacunoso e non basta definire il suo modo di lavorare. Insomma, un grande numero di disegni sono esistiti che sono poi spariti. Per il 400 le ricerche condotte da Giovanni Villa, da Keith Christiansen e da altri su Mantegna
fanno capire che questo artista, già nella sua pala di San Zeno, utilizzava dei cartoni per preparare il suo lavoro. Anche Giovanni Bellini non si serviva di cartoni solo per riprodurre le sue invenzioni, come le abbiamo visto prima, ma anche per preparare opere originali, come lo dimostrano, per esempio, i contorni incisi che si vedono nella riflessografia della donna allo specchio del Kunsthistorisches Museum di Vienna, che provano ancora una volta il riporto di una forma di calco, quindi la preesistenza di una forma di cartone. Vedete questi contorni molto precisi, molto incisi, anche qui con un tracciato abbastanza meccanico che dimostra, secondo me, chiaramente qui che c'è stato un cartone preliminare. L'uso del disegno non sembra essersi indebolito con Giorgione, come si legge troppo spesso, e dopo di lui. Abbiamo già evocato la riflettografia dei tre filosofi, ma possiamo anche citare quella del concerto campestre del Louvre di Tiziano. E vi faccio vedere qui un dettaglio di questa riflettografia, dove si vedono chiaramente, sotto la figura della donna a sinistra, due quadrature che sono probabilmente la traccia del riporto di almeno due disegni preparatori diversi. Penso che le vedete, non so se è una freccia, ma penso che vedete questi, sono chiaramente visibili questi segni a quadri che fanno apparire due quadrature diverse, quindi probabilmente il riporto ancora una volta di due disegni preparatori sul supporto. Sono state anche trovate diverse tracce di spolveri in varie opere di Lorenzo Lotto, nella Pala Martinengo di Bergamo, per esempio. Come? Sì, sarebbe utile se l'avete, un puntatore, sì. Sì, come dicevo, sono anche state trovate diverse tracce di spolveri in varie opere di Lorenzo Lotto, nella Pala Martinengo di Bergamo, per esempio. Si sa che l'uso della quadratura restò fondamentale più avanti nel secolo, in particolare per Tintoretto. Una buona parte dei disegni che Tintoretto ci ha lasciato sono degli studi di figura a gessetto nero e la stragrande maggioranza di quelli disegni sono quadrettati. Le rifotografie ci dimostrano come questa quadratura serviva di fatti a trasferire questi disegni. Eccolo qua. Sì. Beh, sì, ma succede sempre questo. Poi. Allora, le riflettografie ci dimostrano come questa quadratura serviva di fatti a trasferire questi disegni sul supporto. Così, nel caso del San Giorgio della National Gallery di Londra, e vedete qui la riflettografia, si vede qui in basso una prima vittima nuda, che poi è stata cancellata, ma che già era stata trasferita, non so se vedete qui le linee, era già stata trasferita con una forma di quadratura. Poi quindi questa figura è stata cancellata dal pittore che ha introdotto il pentimento e ha quindi dipinto una seconda vittima nuda, di nuovo con una quadratura che si intravede. E questa volta abbiamo la fortuna di aver conservato al Louvre il disegno preliminare che il pittore ha realizzato prima di fare questo pentimento e si possono paragonare quindi la quadratura del disegno con la quadratura della riflettografia e corrispondono in un modo perfetto. Quindi abbiamo qui una prova del procedimento usato dal pittore. Altre immagini spettacolari sono state pubblicate sulle allegorie della sala dell'albergo della scuola di San Rocco, che fanno vedere ancora una volta una stretta corrispondenza tra i disegni preparatori conservati, che sono come spesso ispirati a modelli maschili nudi, e il disegno sottostante, dove questi disegni sono riportati tali e quali sulla tela e poi vestiti e trasformati talvolta anche in figure femminili.
e vi faccio vedere qui un esempio. Questo è l'allegoria delle felicità. Vedete qui questo bellissimo documento, una forma di riflettografia che è stata pubblicata in occasione dell'ultimo restauro, e vedete bene sotto quindi la pittura il disegno sottostante. Vedete che la figura è prima dipinta nuda, poi vestita e trasformata in un'allegoria delle felicità. Vedete qui la quadratura e qui vedete il disegno originale, dove vedete bene che difatti qui è stato usato un modello maschile, nudo, che poi è trasferito mediante la quadratura tale e quale sul supporto e poi vestito e trasformato in donna. Quindi sul procedimento di trasporto di Tintoretto abbiamo imparato molto da questi documenti, però rimangono un certo numero di problemi. In particolare Tintoretto ci ha lasciato pochissimi disegni di intere composizioni e si è talvolta supposto che organizzava quindi i suoi studi di figure singole, come quello che vedete, direttamente sulla tela, forse aiutandosi con un piccolo teatro dentro il quale disponeva i suoi manichini, come lo dice Carlo Ridolfi. Si cita anche in proposito un aneddoto famosissimo riportato da Vasari a proposito del concorso organizzato per la sala dell'albergo a San Rocco, dove il pittore, invece di presentare un modello disegnato come i suoi concorrenti, avrebbe direttamente dipinto la tela definitiva, affermando in proposito che questo era il suo modo di disegnare e che non sapeva fare modelli, cioè fissare sulla carta l'insieme delle sue idee. Le riflettografie che ho evocato potrebbero, come l'avete visto, confermare tale ipotesi. Devo dire che mi sembra tuttavia difficile credere che Tintoretto abbia proceduto in questa maniera per composizioni così complesse come i grandi quadri storici della scuola di San Marco o di San Rocco o per quelli di Palazzo Ducale. Sarebbe difficile d'altronde capire come avrebbe potuto comunicare le sue idee ai suoi numerosi collaboratori. Ho l'impressione quindi che anche da questa parte molti disegni sono spariti, che assomigliavano forse al magnifico schizzo per la battaglia del Taro dei Fasti Gonzaga, oggi a Capodimonte, che questo disegno è un caso quasi unico nel corpus grafico dell'artista, ma credo che altri di questo tipo dovevano esistere. Difatti, il disegno soggiacente comparso sotto il quadro votivo del doge Niccolò da Ponte, mi pare confermarlo, qui avete quindi il disegno sottostante che anche lì è comparso sul retro della tela, e qui vi faccio vedere la tela che sta naturalmente a Palazzo Ducale. La tela è visibilmente completamente dovuta a collaboratori del Tintoretto, ma anche il disegno sottostante, penso che lo capirete facendo il paragone con il disegno della scuola di San Rocco, che è del Tintoretto che vi ho fatto vedere prima, anche il disegno sottostante mi pare chiaramente di un collaboratore. Ma se questo disegno sottostante è di un collaboratore, invece l'invenzione mi pare pienamente tintorettesca, cioè bisogna pensare che il maestro ha potuto in questo caso comunicare le sue idee, la sua composizione a un collaboratore che poi ha fatto il disegno sottostante, ma qual era il metodo per indicargli cosa voleva? Naturalmente questo metodo era di disegnare il tutto sulla carta. Quindi questo tipo di documento mi lascia pensare che Tintoretto non faceva solo disegni di figure singole, ma anche disegni di composizioni. Le nostre osservazioni dimostrano quindi che la relazione dei veneziani al disegno è molto diversa dalle semplificazioni che la tradizione nata da Vasari ha divulgato. Questo non vuol dire che non ci siano differenze tra Venezia e Firenze da questo punto di vista. I disegni soggiacenti di Giorgione, di Tintoretto e soprattutto di Tiziano sono generalmente molto più liberi, e ne avete avuto un magnifico esempio vedendo le riflettografie per l'Assunzione dei Frari. Quindi i disegni di Tiziano sono generalmente molto più liberi di quelli degli artisti fiorentini e servono piuttosto di traccia che di guida inflessibili, come lo provano i numerosi pentimenti che intervenivano in corso di esecuzione.
I contorni d'altronde tendono a sparire nel trattamento pittorico e i veneziani mischiavano sempre il disegno con il lavoro del pennello. Tuttavia, questo non vuol dire ancora una volta che negligevano il lavoro preliminare sulla carta, come l'hanno dimostrato le riflettografie ad infrarosso. L'altro grande apporto delle ricerche degli ultimi anni, e questo sarà il mio secondo punto, riguarda i materiali usati dai pittori del Rinascimento. Le ricerche d'archivio, come l'ho già detto, ci hanno rivelato documenti molto importanti riguardanti il commercio dei pigmenti. Questo commercio era allora più specializzato a Venezia che altrove, poiché era gestito da una categoria particolare di mercanti, chiamati appunto i vendicolori, che altrove, una categoria particolare di mercanti, i vendicolori, che avevano anche la loro corporazione, nella quale erano raggruppati con i battioro, cioè quelli che facevano le foglie d'oro, e gli stanieri, quelli che facevano le foglie di stanio per gli specchi. Erano talvolta ricchi questi mercanti e mandavano i loro prodotti in tutta l'Italia, ma anche in tutto il mondo. I documenti dimostrano che la Serenissima era all'epoca il principale centro di smercio per i pigmenti e tutti venivano, come ben si sa, a fornirsi presso questi mercanti. Questo si spiega facilmente con la rete commerciale che ancora la città intratteneva con diverse parti del mondo, la Germania, da dove provenivano tanti prodotti indispensabili alla fabbricazione di questi materiali, come il rame per esempio, ma anche con l'Oriente. E vi ricordo a proposito che Venezia ebbe per un lungo tempo il monopolio dell'importazione del lapislazuli dal Badakhshan, in una parte dell'Afghanistan, dal quale si estraeva il prezioso blu oltremare, il pigmento più caro e più prezioso. Sono stati pubblicati negli ultimi decenni 2 inventari di questi vendicolori che ci forniscono dettagli molto importanti sui prodotti che vendevano, ma conosciamo anche altri documenti interessanti come la lista dei pigmenti che Tiziano e suo figlio Orazio mandavano al re Filippo II di Spagna per i pittori che lavoravano all'Escorial. Tiziano, per queste spedizioni, si riforniva presso Alvise della Scala, uno dei più importanti vendicolori della città. È stato recentemente scoperto che il pittore aveva reso omaggio al suo fornitore, Alvise della Scala, dedicandogli uno dei suoi ritratti più impressionanti. E lui, difatti, che vedete, questa Alvise della Scala, che vedete nell'uomo con la palma della Gemälde Gallery di Dresda, con accanto a lui, qui, la scatola che contiene le sue preziose polveri colorate. Dipingendo Alvise, Tiziano riconosceva anche la qualità e l'importanza dei materiali che egli vendeva. In questo dipinto, tra l'altro di una maestria tecnica e di un colorito stupendi. Forse reagiva anche così ai luoghi comuni che si trovano nei trattati sulla pittura dell'epoca, che affermavano, come Paolo Pino, uno dei grandi trattati sulla pittura veneziani, che la bellezza del colorito non si spiegava con la qualità dei pigmenti, e cito Paolo Pino: non però intendo vaghezza l'azzurro oltramarino da 60 scudi l'onzia o la bella lacca, perché i colori sono anche belli nelle scatole, e vedete la scatola, da se stessi. E Tiziano credo non era d'accordo, poiché rendeva omaggio precisamente qui a quello che gli vendeva questi preziosi materiali, quindi riconoscendo che anche la bellezza del colorito poggiava sulla bellezza di questi materiali. Come l'ho già detto, oggi le analisi sui pigmenti sono sempre più numerose grazie all'uso di varie tecnologie come la spettrometria in particolare. E possono queste analisi essere confrontate con i documenti che abbiamo appena evocato.
permettono anche di capire meglio quali sono le caratteristiche del colorito veneziano, anche se i materiali usati dai pittori della dominante si ritrovavano un po' dappertutto all'epoca, bisogna riconoscerlo. Essi, i pittori, ne facevano un uso abbastanza caratteristico che li rende subito riconoscibili. Vorrei dunque evocare con voi qualche aspetto particolare riguardante una parte di questi materiali. Per quanto riguarda il blu, Venezia era, come l'abbiamo detto, uno dei grandi centri di produzione del prezioso oltremare e il suo uso rimase una costante, anche se le rotte commerciali con l'Oriente, da dove proveniva, non erano sempre sicure. Siccome si tratta di un pigmento trasparente all'olio, permetteva di ottenere delle straordinarie velature che sono un elemento fondamentale del colorito veneziano, consentendo delle ombre molto intense. Se ne vede qui un bellissimo esempio nel vestito dell'Arianna e in quello della Baccante, forse ancora più bello, nel Bacco e Arianna di Tiziano alla National Gallery. Questo pigmento molto costoso poteva, come certi di voi lo sanno, essere talvolta sostituito dalla meno costosa azzurite o azzurro della Magna, come veniva chiamato perché era importato dalla Germania. Azzurite che poteva anche servire talvolta come strato preparatorio alla stesura finale d'oltremare. Questo pigmento era più verdastro dell'oltremare e anche meno intenso ed eclatante. Così, scusate, penso che c'è una diapositiva che non si vede. Beh, non fa niente. Così, mentre il cielo delle nozze di Cana, penso che lo conoscete tutti, di Veronese al Louvre, è rifinito con l'oltremare, quello della cena a casa di Levi dell'Accademia è dipinto con l'azzurite e ha un aspetto molto più cupo che cambia completamente la tonalità d'insieme di quell'opera. Ma un terzo tipo di blu conobbe un successo crescente durante il Cinquecento. Si tratta dello smalto, che costava ancora meno e che si poteva ottenere molto più facilmente in quanto era in parte prodotto dai vetrai di Murano. Lo smalto è difatti una specie di vetro polverizzato al cobalto. Gli inventari dei vendicolori e le fonti ci confermano questo grande successo. Costituiva lo smalto, per esempio, la maggioranza dei pigmenti blu dell'inventario del vendicolori Jacopo De Benedetti, pubblicato da Roland Krischel, che ne elenca anche diverse qualità: smalto scuro, smalto mezzan e smalto chiaro. Altri documenti evocano anche dei smaltini da muro e dei smaltini da guazzo. Il pigmento poteva essere difatti utilizzato nella pittura a olio come nella pittura murale. Questo pigmento era, come abbiamo detto, in gran parte un prodotto locale, anche se si trova nei documenti uno smalto di Fiandra che costava più caro e che era molto pregiato. Lo smalto offriva una grande varietà di sfumature, da un azzurro chiaro a un blu profondo, e forniva un buon equivalente dell'oltremare. Poteva anche esserne una falsificazione. Tuttavia, come lo sapete, aveva uno forte svantaggio. Per ragioni che non sono state completamente spiegate, si scolorisce soprattutto quando viene mischiato con l'olio. Sarebbe utile sapere quanto dura questo processo di alterazione, ma era probabilmente abbastanza lungo, il che spiega che i pittori del tempo non se ne siano accorti e l'abbiano usato in un modo così estensivo. Tuttavia, devo dire che certi trattati del tempo se ne andavano già questo difetto. In ogni modo, credo che si possa parlare di una vera crisi dello smalto che ha compromesso in una maniera irrimediabile l'aspetto di tanti quadri del periodo. I cieli del Veronese e di Tintoretto, per esempio, sono spesso diventati brunastri o grigiastri, come lo vedete qui, per esempio, questo cielo del martirio di San Lorenzo di Veronese, di San Sebastiano di Veronese nella chiesa di San Sebastiano. Veronese l'utilizzava anche spesso insieme all'oltremare, così
nelle nozze di Cana del Louvre, nel vestito di un personaggio a sinistra, le parti chiare sono dipinte con l'oltremare, sono rimaste stabili, mentre l'ombra era realizzata con lo smalto e quindi si è scolorata e appare oggi brunastra. Talvolta i restauratori del passato correggevano questo difetto dipingendo lo smalto per restituirgli il suo colore originale. Era il caso, per esempio, fino a una data recentissima, dei soffitti del Veronese a San Sebastiano, prima che in occasione dell'ultimo restauro si decidesse di tornare al colore degradato dell'originale. Analisi recenti hanno anche permesso di verificare che lo smalto, come lo indicavano certe fonti antiche, poteva anche avere altri colori. Si è così scoperto uno smalto verde nel Cristo sul mare di Galileo della National Gallery of Art di Washington, attribuito al Tintoretto. Un altro pigmento era anche prodotto dai vetrai di Murano. Si tratta di una forma di giallolino, denominato Zalolin da Muran nei documenti del Cinquecento. Anche da questo punto di vista le analisi recenti hanno fatto dei progressi notevoli. Claudio Ceccaroni ha dedicato un libro intero a questo materiale, cioè il giallolino. Hermann Kuhn, in una pubblicazione fondamentale del 1968, aveva distinto due varietà di giallo di piombo stagno, quello che nelle vecchie fonti è chiamato appunto giallolino. La varietà 2, la seconda varietà distinta da Kuhn, è un vetro macinato che contiene delle inclusioni cristallizzate di piombo e di stagno che spiegano la sua colorazione gialla. Questa varietà, secondo Kuhn, cominciò a sparire nel resto dell'Italia per lasciare il posto alla varietà 1 nel secondo quarto del 400. Ma a Venezia le analisi hanno rivelato la presenza della varietà 2 ancora nel pieno 500. Questo si spiega probabilmente col fatto che, appunto, questo pigmento era una produzione locale, in quanto prodotta dai vetrai, e quindi probabilmente abbastanza economica. Non sappiamo ancora distinguere facilmente i vari tipi di giallolino e si è potuto dimostrare che diverse varietà venivano talvolta usate contemporaneamente per dipingere esattamente la stessa sfumatura di giallo. Tuttavia, le analisi hanno rivelato che Veronese predileggiava la varietà 2, cioè quella veneziana, se posso dire, quella muranese, che pare corrispondere a questo colore così potente e acido che contraddistingue la sua pittura. L'uso che fa di questo materiale è tipico del suo gusto per un colorito molto acceso contrastante, come si può vedere, per esempio, in certe figure della cena a casa di Levi o qui sulla gamba del suonatore di viola delle nozze di Cana del Louvre. Tra i colori tipici della tavolozza veneziana bisogna anche menzionare l'orpimento. In un passaggio abbastanza celebre, Lomazzo definiva quello che chiamava l'oropimento arso come l'alchimia dei pittori veneziani. Paul Hills, che ha scritto un bellissimo libro sul colore veneziano, ha studiato l'uso di questo pigmento a Venezia e ha dimostrato che cominciò a diffondersi a partire dalla fine del 400, in concomitanza con l'apparizione di un nuovo vocabolo, naranceo, per designare il colore arancio, un vocabolo che trovate per esempio nell'ipnerotomachia polifili. Questo pigmento è un trisolfuro di arsenico di un colore particolarmente intenso, che è veramente una specie di firma cromatica della pittura veneziana del Cinquecento. Era anche il pigmento giallo, e questo è molto significativo, del quale si trovavano le più grandi quantità nell'inventario già citato del vendicolore Jacopo De Benedetti, con uno stock di circa 812 kg.
sorpassava tutti i pigmenti rossi posseduti da questo mercante. Questi, Jacopo de Benedetti, ne vendeva anche diverse qualità: oro pigmento chiaro, oro pigmento comune, oro pigmento integro. Questo materiale presentava naturalmente anche qualche inconveniente. A parte il fatto che era molto tossico, essendo arsenico, aveva anche sapete che molti pittori si sono anche avvelenati usando la bocca per come si dice, per rendere il pennello più fine. Così. Si succhiavano il pennello, insomma, quando siccome il loro pigmento era arsenico, era naturalmente molto dannoso per la loro salute. Quindi, a parte questo fatto, aveva anche molte incompatibilità con altri pigmenti come il verde rame o la biacca, in quanto si altera in presenza di rame o di piombo. L'olio, isolando i grani di polvere, permette talvolta di impedire questo inconveniente, ma in più casi le zone dipinte con l'orpimento si sono degradate, e credo che ne avete avuto un bel esempio nel caso del San Pietro dell'Assunto di Tiziano, dove appunto per questo motivo il santo è stato completamente ridipinto. Questo pigmento era in uso da molto tempo, già durante l'antichità, ma i veneziani seppero dargli un aspetto e una forza che non aveva mai avuto prima. Anche se i chimici non si sono veramente ancora interrogati in proposito, Lomazzo credo ci permette di spiegare questa particolarità, perché, come l'abbiamo detto, parla di oropimento arso, di alchimia dei pittori veneziani, e quindi indica senz'altro un tipo particolare di preparazione di questo materiale, probabilmente una forma di cottura che ne cambiava il colore, dandogli questa sfumatura arancio così caratteristica. Per il momento i chimisti distinguono solamente l'orpimento dal suo cugino Realgar, un altro composto d'arsenico con un colore arancio-rosso, ma bisognerebbe dunque, credo, aggiungere anche questa terza categoria, l'orpimento arso o bruciato, per capire come i veneziani potevano disporre di questo colore intenso. Lo vediamo per esempio nelle nozze di Cana del Louvre, sempre di Veronese, dove il pittore in un modo caratteristico lo usa sul mantello del servitore inginocchiato al primo piano a sinistra. Mentre le ombre sono composte di un'ocra rossa, un pigmento di terra quindi, le lumeggiature scintillanti, vedete così brillanti, sono realizzate appunto con questo prezioso materiale, l'orpimento. Questo pigmento forma anche delle macchie molto accese nel colorito del Tintoretto, per esempio nel Cristo con Marta e Maria della Pinacoteca di Monaco, che vedete adesso. Una quarta categoria, ma anche lo vedete bellissimo qui nel Bacco e Arianna di Tiziano. Una quarta categoria di pigmenti ebbe un ruolo centrale nel colorito veneziano dell'epoca. Si tratta naturalmente della lacca. Anch'essa era difatti considerata caratteristica della pittura veneziana. Per esempio, in una lettera a Palma Giovane, il grande poeta Giambattista Marino gli chiedeva di mettere in un dipinto che gli doveva spedire un panno, e lo cito, di azzurro o di lacca, perché nel maneggiare queste tinte è mirabile. Quindi Palma, come un buon veneziano, era molto bravo a maneggiare l'azzurro, l'abbiamo visto, l'oltremare, ma anche la lacca. Naturalmente la qualità dei pigmenti disponibili a Venezia si spiega molto facilmente. Le lacche, molti di voi lo sapranno, sono dei prodotti derivati dai coloranti preziosissimi utilizzati nella tintura delle stoffe, i celebri scarlatti veneziani. Difatti, i pigmenti venivano generalmente estratti dalle cimature di lana o di seta. Anche da questo punto di vista, gli apporti della scienza sono stati notevoli. Essendo dei pigmenti organici, la loro analisi risulta tuttavia più difficile di quella dei pigmenti minerali, come l'orpimento o l'oltremare. Bisogna disporre di quantità importanti di colorante per arrivare a dei risultati abbastanza sicuri.
Tuttavia, le pubblicazioni di, per esempio, quelle di Joe Kirkby e di Marika Spring della National Gallery, in un articolo del 2005, per esempio, hanno cercato di fare un bilancio in proposito usando diversi tipi di cromatografia. Si è anche tentato di arrivare a risultati più solidi grazie ai progressi della spettrometria e penso in particolare alle ricerche di Giovanni Villa. I pigmenti più preziosi erano naturalmente le lacche derivate da due tipi di insetti, il kermes o lacca di grana e la cocciniglia. La scoperta di una nuova specie di cocciniglia nel Nuovo Mondo permise di abbassare un poco i costi di produzione di questi coloranti. Anche da questo punto di vista, le ricerche documentarie hanno apportato delle precisioni utili, così sappiamo che il 3 febbraio 1543 Venturin Cornovi della Vecchia, il più grande mercante di seta della città, riuscì ad ottenere il permesso di importare questo nuovo tipo di lacca messicana a Venezia. Essendo un pigmento trasparente, la lacca permetteva, come l'oltremare, delle velature e delle ombre intense. Tiziano ne trae ancora una volta degli effetti straordinari. Nella sciarpa del Bacco della National Gallery, per esempio, ma anche nella veste della Vierge au Petit Lapin del Louvre. La lacca di carmino, cioè quella composta di kermès, è anche un elemento essenziale, come lo sapete, del colorito di Tintoretto, che pratica spesso un accordo tonale dominante basato su questo pigmento e l'azzurro oltremare o l'azzurite, come si vede per esempio qui nella crocifissione dei Gesuati. I tentori della città utilizzavano anche un colorante meno prezioso, la robbia, che serviva loro come sostituito più economico della grana o della cocciniglia. Gli artigiani specializzati in questo tipo di lavoro venivano nominati tentori d'alchimia. Per molto tempo si è pensato che la lacca di robbia era raramente utilizzata nella pittura da cavalletto, ma le nuove analisi la trovano sempre più spesso. Tiziano, per esempio, l'avrebbe usata nella veste della Sacra Famiglia con un pastore della National Gallery di Londra, dove ritrovate qui anche l'orpimento, mentre Gianluca Poldi e Giovanni Villa l'hanno spesso diagnosticata in varie opere di Lorenzo Lotto, per esempio nel Politico di Recanati, il mantello della Vergine e lo stendardo di San Vito sarebbero composto di lacca di robbia, mentre quello di Santa Lucia sarebbe composto di carmino, cioè di lacca di grano. Se fosse veramente il caso, e qui dovete credermi perché naturalmente con la riproduzione è un po' difficile da giudicare, se fosse veramente il caso, in questo esempio la lacca di robbia avrebbe una sfumatura leggermente più arancia del carmino, che sarebbe più violaceo. Ci sarebbero quindi delle lievi differenze tra queste lacche, ma siamo ben lungi di poterle sempre discernere a occhio nudo. Bisogna anche ricordarsi che i magistrati veneziani dovevano sempre vigilare per impedire che la preziosa lacca di grana fosse falsificata con la robbia, il che ci comprova che naturalmente potevano essere confuse. Ho poi qualche dubbio sulle identificazioni proposte in materia dagli scienziati. Difatti la robbia, e questo è l'interesse di confrontare l'analisi degli scienziati con quello che ci dicono anche i documenti, la robbia non figura mai in un libro di ricetta antica riguardante la pittura, né nelle liste di pigmenti che abbiamo evocato, cioè negli stock dei vendicolori o nelle liste dei pigmenti che Tiziano manda in Spagna. Mentre vi figura un altro tipo di lacca, quella di Verzino, che era ottenuta da un legno, quello di Brasile, che non viene quasi mai segnalato, la lacca di Verzino che non viene quasi mai segnalata nelle analisi recenti.
Ora, i vendicolori veneziani avevano anche degli operai specializzati nella preparazione di questo colorante che venivano chiamati tagliaverzin. Mi chiedo dunque se non ci può essere una confusione tra diversi tipi di lacca e se i test e le analisi oggi disponibili non confondono talvolta la robbia con il versito. I due esempi che ho scelto di presentarvi, la questione del disegno e quella dei pigmenti, dimostrano quanto le indagini scientifiche e le ricerche documentarie, credo che le due cose sono assolutamente indispensabili. Sono capaci di modificare il nostro sguardo sulla tecnica dei grandi pittori del passato. Altri campi di indagini sono ancora all'inizio e apriranno altre nuove prospettive. Penso per esempio all'analisi dei leganti, che rimane ancora oggi abbastanza difficile, anche se una tecnica come la cromatografia ha dato risultati interessanti. Ora, la questione dei leganti è anche una questione capitale per Venezia, che, come lo sapete, ha dato un contributo decisivo allo sviluppo della pittura a olio. Più generalmente, credo che la tecnica della pittura non è soltanto un problema un po' periferico, come l'hanno creduto troppo a lungo certi storici dell'arte. Era il cuore dell'arte di Giovanni Bellini, Giorgione e di Tiziano. E questa tecnica che stupì tutta l'Europa e che i pittori cercarono di imitare per almeno 3 secoli. Così bisogna augurarsi che la collaborazione tra scienziati, storici dell'arte, restauratori si faccia sempre più fitta per poter sperare di scoprire anche noi, in parte, il segreto di Tiziano che i signori Provis vollero vendere ai membri della Royal Academy. Grazie.